Molti residenti in piazza Perugino a Trieste vedono il nuovo centro islamico anche come un deterrente al degrado della zona, molti però sono in disaccordo. Danneggiava de ore vetrine in largo Bonifacio a Trieste, la polizia locale arresta un giovane evaso dai domiciliari, la fidanzata lo querela per stalking. Arrestato un napoletano che a Gorizia aveva messo in piedi la truffa dell'avvocato ai danni di 2 anziani, analogo episodio reso noto ieri. Lavoratori sindacati di nuovo in piazza per chiedere ad Asugi di rivedere le politiche sui consultori, petizione inviata al presidente Fedriga. Sono stati piantati dai bambini nuovi alberi degli orti di Miramare inaugurati oggi nel Parco del Castello, presentate 2 nuove pubblicazioni inclusive. È finita 1-1 la partita fra Triestina e Benevento, andata dalla fase nazionale dei play-off. Sabato il ritorno per gli alabardati, vincere imperativo. Luca Gaudiano, cantautore vincitore di Sanremo Giovane di Tale Quale Show, ha vinto il premio Massimini. Sabato la consegna durante il recital di Bradley Jaden al Rossetti. Buonasera dal telegiornale di Tele4 che si apre ancora una volta con la pagina della cronaca. I residenti di piazza Perugino hanno appreso dei lavori in corso per un nuovo centro islamico in via Sette Fontane e serpeggia perplessità fra i cittadini, ma c'è anche chi spera che il centro stesso possa contribuire a combattere il noto degrado della zona. Vediamo. Non sei solo quel. Se le aggressioni, ragazzo mio, se è tremendo, noi di una certa età non si può andare fuori. Io non so se un centro qua può soluzionare, non so se loro si integrerà. Questo è il problema per me. Fra perplessità e speranze per un cambiamento della situazione, i residenti non hanno più paura di commentare apertamente quello che succede in questa zona. Lavori in corso per aprire il nuovo centro commerciale al posto dell'ex panetteria. L'associazione Centro Culturale Said Nursi ha acquistato il foro commerciale al piano terra e un locale al piano superiore. Parliamo di via Sette Fontane 28 che si affaccia proprio su piazza Perugino, osservata speciale dalle forze dell'ordine per i tanti episodi di violenza che avvengono ogni notte. Ma la zona è anche luogo di appuntamento per i membri di bande di stranieri che nascondono droghe e oggetti atti a offendere fra le siepi. Sono anni ormai che Tele4 documenta quello che succede quando cala la sera. La domanda che la nostra truppa ha posto ai residenti ormai stufi di aver timore di uscire di casa dal pomeriggio alla notte è se un centro culturale di preghiera e aggregazione possa contribuire a combattere il degrado dell'area e fornire un luogo di ritrovo per i ragazzi più giovani. Questo non lo so, io so che avevo una volta il garage qua e non vengo via di sera perché è pericoloso. Speriamo di sì, Va bene. ci auguriamo, così li raccoglie dentro e non stanno fuori. No comment. Ma penso che comunque sì, va fatto perché sono integrati, per cui Forse un centro culturale, dare maggiore aggregazione ed evitare quantomeno un po' di degrado. Sicuramente sì. Con le buone maniere si risolve tante cose. Non sono d'accordo. Può risolvere il problema di quel che succede ogni giorno in piazza Perugino? Può essere difficile, ogni sera è pieno. Cosa vorrebbe? Più tranquillità, più sicurezza? Ma sicuro, tutti sono vecchi qua. Anche gioventù non posso portare un bambino, qualcosa, perché vedi. Oggi... Gente che la sera non esce di casa. No, mai. Dopo le 8 forse non scende nessuno. Aver paura di uscire. Vivrebbe qua? No. In questa zona? No. E la sera uscire di casa? No, assolutamente. Tutti casalinghi. Evade dai domiciliari per perseguitare l'ex ragazza. La polizia locale ha arrestato un ragazzo che per sfogare il proprio risentimento danneggiava deors e vetrine in zona largo Bonifacio. Vediamo. Il 25enne è stato arrestato dal nucleo interventi speciali della polizia locale venerdì scorso nei pressi di Largo Bonifacio ed è stato condotto nuovamente in carcere. La vicenda infatti è piuttosto complessa. Il ragazzo era stato già arrestato pochi giorni prima, il 6 maggio. Il dipendente di un esercizio pubblico in zona Largo Bonifacio ne aveva segnalato il comportamento alla polizia locale. Era agitato, lanciava le sedie dei Deor, prendeva a pugni e calci le vetrine dei negozi. Una volta calmatolo, identificò
identificatolo ed allontanatolo, gli agenti erano rimasti sul posto per controllare i danni ed assumere informazioni ulteriori, dalle quali era emerso come l'uomo non fosse nuovo a tali comportamenti, che anzi ripeteva quasi quotidianamente, sembra per una delusione amorosa. Mezz'ora dopo il 25enne era ricomparso, invitato nuovamente ad allontanarsi, aveva assunto un atteggiamento provocatorio e violento, tanto da far intervenire rinforzi. Accompagnato alla caserma San Sebastiano per le pratiche di rito, nei confronti del ragazzo erano emersi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, nonché l'arresto pochi giorni prima da parte di un'altra forza dell'ordine e la scarcerazione successiva con la misura cautelare dell'obbligo di firma. Accertato ciò, il pubblico ministero aveva ordinato un nuovo arresto per violenza e minaccia pubblico ufficiale. L'udienza di convalida ne aveva poi disposto la collocazione agli arresti domiciliari. Nei giorni successivi il nucleo contrasto violenza, stalking e abusi della polizia locale aveva dato il via ad un'ulteriore indagine per verificare se i comportamenti messi in atto dal giovane potessero davvero essere originati da una delusione amorosa e configurarsi pertanto come atti persecutori. Venerdì scorso dunque il 25enne era evaso dai domiciliari ed era ricomparso nuovamente in zona Largo Bonifacio. Rintracciato e fermato, per lui è scattato il nuovo arresto. Dalle indagini è emerso che qualche ora prima l'ex ragazza del giovane era stata costretta a far intervenire un'altra forza di polizia presso la propria abitazione, dove il ragazzo l'aveva raggiunta per minacciarla. In quell'occasione il 25enne era riuscito a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La donna, nel frattempo, ha sporto querela per stalking. Torniamo ora a Gorizia per un ennesimo episodio di truffa ai danni di una coppia di anziani. Lo ricorderete, ne abbiamo parlato proprio ieri in questo telegiornale di un caso molto simile. Anche in questo caso il responsabile è stato arrestato, verrebbe da dire, con le mani nel sacco di gioielli. L'episodio, reso noto oggi, ricalca quello di cui è stata data notizia ieri. Stavolta, sempre a Gorizia, ad intervenire è stata la polizia, che ha arrestato un 22enne italiano e residente a Napoli, che aveva perpetrato la truffa dell'avvocato ai danni di una coppia di anziani. È il 15 aprile, alla questura di Gorizia vengono segnalati alcuni tentativi di truffa. Malintenzionati si erano finti avvocati ed avevano messo in piedi per l'ennesima volta la messa in scena ormai tradizionale, un finto incidente causato da un congiunto stretto delle vittime con la richiesta di denaro per ottenerne l'immediata liberazione. Gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione grazie al quale era stato individuato un sospettato non residente in città, controllato in zona stazione dalla Polfer e da una volante. Poiché il ragazzo non era stato in grado di fornire spiegazioni della sua presenza in città, era stato pedinato e visto entrare in un edificio in via dell'Ospitale per uscirne con un sacchetto in mano. Fermato, è stato perquisito. Nel sacchetto oltre 150 grammi di monili d'oro per un valore stimato fra i 7 e i 10.000 euro. Gli operatori sono risaliti alla coppia vittima del furto, residente in quell'edificio, che hanno confermato di aver consegnato i monili per ottenere appunto la liberazione del figlio, coinvolto appunto in un sinistro. Il giovane è stato accompagnato alla caserma Massarelli, quindi al carcere di Gorizia. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata alla coppia. Scattato oggi lo sciopero per i consultori, presidio dei lavoratori e dei sindacati a Campo San Giacomo. Allora vediamo il servizio. Si faccia un passo indietro sull'accorpamento dei consultori di Trieste, rivedendone l'organizzazione, tenendo conto dei bisogni del personale e dell'utenza. Sindacati e lavoratori non mollano di un centimetro e tornano in piazza a protestare. Con una petizione i manifestanti chiedono al Presidente della Regione Fedriga e alla Giunta di interfacciarsi con l'azienda regionale Coordinamento Salute e la SUGI al fine di rivedere le decisioni prese. Oggi hanno aderito il 100% del personale su mandato, a questo punto chiederemo un incontro con l'azienda, andremo avanti e se non verranno almeno rispettate le richieste, quelle minime del personale per un buon servizio e una buona organizzazione, andremo avanti con altre giornate di sciopero. Non molliamo un colpo perché le persone sono con noi. I cittadini non hanno un servizio adeguato, questo è un servizio eccellente, ha ricevuto premi dall'Unicef, riconoscimenti anche internazionali, quindi quando una cosa funziona bisogna tenersela, non distruggerla. E oggi siamo qui perché vogliamo sostenere i lavoratori di questo servizio che si ritrovano in una situazione di difficoltà
e per noi è molto importante che cittadini e operatori sanitari siano insieme per combattere per dei servizi migliori, che siano più vicini alle persone, più raggiungibili, che siano gratuiti, pubblici, laici e che siano soprattutto che mantengano quella loro eccellenza che riguarda la multiprofessionalità e la presenza sul territorio, il raccordo col territorio. E anche gli operatori e i cittadini chiedono una rivisitazione dell'organizzazione. Sono passati 100 giorni, ci sono segnalati dei disagi, sono stati segnalati dei disagi dai cittadini e anche gli operatori chiedono un maggior ascolto, una maggiore attenzione, perché ci possono essere dei miglioramenti, tutto si può migliorare. L'importante è che ci sia un dialogo aperto e che si possa affrontare il tema. I sindacati si oppongono anche alle privatizzazioni degli asili cittadini e in generale dei servizi educativi dopo le intenzioni espresse dal Comune sul nuovo nido di Roiano. La petizione ha già superato le 2000 firme soltanto online. Vediamo. Già 2000 firme sono state raccolte online e ora è partita anche la petizione con i banchetti nelle strade. L'iniziativa dei sindacati del comparto pubblico intende opporsi alla delibera comunale che affida ai privati il nuovo asilo nido di Roiano, primo passo a loro giudizio verso l'esternalizzazione anche di altri servizi. Noi abbiamo cominciato oggi la raccolta di firme con un banchetto. Proseguiremo tutti i sindacati assieme su questa strada. Per intanto stamattina avevamo conseguito il risultato di 2000 firme online con la nostra petizione locale. Intanto sulla questione del nido di Roiano le circoscrizioni si dividono. 4 avrebbero già espresso voto contrario alla delibera. 4 circoscrizioni comunali hanno votato contro la proposta dell'amministrazione, quindi veramente mi chiedo se l'amministrazione comunale vorrà andare avanti, chi intenderà rappresentare in questo percorso. Allora, siamo alla pagina meteo perché è stata diramata un'altra allerta di colore arancione per quanto riguarda la nostra regione, le condizioni di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali. Sulla base di queste previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, prevede precipitazioni diffuse localmente persistenti anche a carattere di rovescio o temporale in estensione al Friuli Venezia Giulia nella giornata proprio di domani, quindi le piogge risulteranno abbondanti sui settori alpini e prealpini e i fenomeni saranno accompagnati anche da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate, forti raffiche di vento. È investita anche la nostra regione. Parleremo di questa nuova allerta meteo nell'approfondimento che seguirà il nostro telegiornale. Passiamo alla politica. Ha presentato oggi a San Dorligo della Valle d'Olina il candidato sindaco della coalizione progressista Alexander Coretti. Vediamo. Sono un candidato atipico, rappresento il nuovo, non sono un politico, non ho nessuna tessera di nessun partito. Ho però un'enorme esperienza come manager e imprenditore, manager di medio-piccole imprese, imprenditore di 2 aziende ubicate nella provincia di Trieste. Così si presenta il candidato sindaco di San Dorligo della Valle d'Olina, Alexander Coretti, sul cui nome si sono compattate le diverse componenti dell'area progressista. Coretti è sostenuto da Partito Democratico, Slovenska Skupnost, ma anche dal Patto per Dolina, formato da Movimento 5 Stelle e adesso Trieste, per la prima volta con una lista unitaria in uno dei comuni minori. Alleata del centro-sinistra e anche Rifondazione Comunista. Il candidato delinea così le priorità del suo programma. Lavorerò su progetti concreti, orientati verso il futuro, ma prima cercherò di capire dalla popolazione di San Dorligo della Valle d'Olina ciò che bisogna fare immediatamente. Sarà un lavoro duro, probabilmente non basteranno 5 anni, non lo potrò fare da solo, me ne rendo conto, lo farò con la mia squadra intesa come giunta comunale, ma intesa soprattutto come cittadinanza attiva. Un impegno che si fonda per Coretti su 3 parole chiave. Condivisione,
presenza ed ascolto, condivisione di idee, presenza costante sul territorio anche attraverso la creazione di tavoli territoriali locali per arrivare un giorno a un bilancio partecipato. Ascolto perenne dei problemi della cittadinanza, ce ne sono tanti, le strade, la cura del verde, gli odori. Inaugurati a Miramare gli orti di Massimiliano, dove i bambini di una seconda elementare e i ragazzi del Collegio del Mondo Unito hanno piantato nuovi alberi, figli delle piante monumentali del parco. Vediamo. Sono loro, i bambini della scuola primaria Rossetti di Trieste, le sentinelle incaricate di vigilare sulla crescita futura dei nuovi alberi da loro stessi piantati insieme agli studenti del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico negli orti di Massimiliano, inaugurati oggi a Miramare. Il progetto, illustrato dalla direttrice Andrina Contessa, prevede la messa a dimora nel giardino delle specie originali scelte dallo stesso imperatore del Messico, piante nate da semi e da talee degli alberi monumentali del parco, che avranno così garantita una discendenza diretta per le generazioni future. Quindi è un progetto che parte lontano. Anni fa abbiamo raccolto i semi e le talee degli alberi monumentali storici proprio per farli rivivere, per avere un ricambio, pensando che questi alberi non sono eterni ma arriveranno alla fine del loro ciclo di vita, e volevamo veramente che fosse un clone, un figlio degli alberi storici piantati da Massimiliano. Quindi sono stati raccolti semi e talee, sono stati messi in un vivaio e adesso hanno raggiunto una grandezza tale che possiamo piantumarli. L'idea che sta dietro questo giardino, questo parco, è quella di mettere insieme alberi che provengono da tutto il mondo. Ho pensato che sarebbe stato bello a livello simbolico avere una delegazione degli studenti del Collegio del Mondo Unito. È il parallelo tra la convivenza tra piante provenienti da tutto il mondo in un giardino meraviglioso come quello del Castello di Miramare e la convivenza di ragazzi invece di tutto il mondo in un posto, devo dire, altrettanto meraviglioso qual è il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino. Sempre oggi sono stati presentati un libro tattile dedicato a Miramare, la prima pubblicazione di grande formato dedicata alla nuova configurazione del parco dopo la riqualificazione messa in atto negli ultimi anni. Una superficie di 125 metri quadrati ospita l'Aula Natura del Burlo Garofalo. Per la prima volta il progetto sostenuto dal WWF approda in un ospedale infantile. Vediamo. L'Aula Natura è inaugurata quest'oggi al Burlo Garofalo, la 47esima realizzata nell'ambito del progetto portato avanti dal WWF con il sostegno della Procter & Gamble e la prima ad essere realizzata all'interno di un ospedale pediatrico. È parte integrante di un percorso più ampio di riqualificazione degli spazi esterni della struttura e si inserisce nell'ambito del rapporto fra il Burlo, l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri e il Liceo Classico e Linguistico Francesco Petrarca per lo svolgimento dell'attività didattica rivolta ai minori ricoverati all'ospedale infantile triestino. Realizzata su una superficie di circa 125 metri quadrati all'interno del giardino dell'ospedale, l'Aula Natura si sviluppa su uno spazio curvilineo lungo un percorso arricchito da vegetazione e alberi da frutto, ideato per facilitare ai bambini degenti e ai loro accompagnatori la fruizione di tutti gli elementi tipici dell'Aula Natura stessa. Il sentiero principale divide gli spazi in un ambiente umido con lo stagno artificiale e il giardino delle farfalle e in un ambiente secco con piante aromatiche e succulente. Le bat box, l'hotel per gli insetti, le cassette nido e le mangiatoie per gli uccelli accrescono le biodiversità, sostenendo la presenza di insetti e di avifauna, mentre le sedute di tronchetti in legno e le panchine, unitamente ad una lavagna e ai pannelli didattici, consentono agli operatori di organizzare momenti di apprendimento all'aperto per un maggiore coinvolgimento dei bambini che potranno conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, osservare il cambio delle stagioni, vivere il concetto di biodiversità e diventare anche custodi di tutto questo. L'Aula Natura favorisce la rigenerazione fisica e psichica e la socializzazione, migliora la qualità della degenza, rafforza l'autostima ed una percezione positiva di se stessi. Alla presentazione dell'Aula Natura, fra gli altri, hanno preso parte il direttore generale del Burlo Garofalo Stefano Dorbolò, l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen e il vice sindaco Serena Tonel.
Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, subito dopo la pagina sportiva, ma non solo, a fra poco. La Triestina ieri ha pareggiato contro Benevento nella gara d'andata del play-off della fase nazionale. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. La coreografia della curva Furlan ha aperto ieri la prima delle 2 gare play-off fra Triestina e Benevento. Il popolo rosso-labardato ha sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto e sicuramente il suo apporto ha aiutato i giocatori in campo a motivarli e spronarli a ottenere il massimo risultato, che per 75 minuti in effetti era obiettivo perseguibile, salvo poi dover fare i conti con la giocata di Lanini per gli ospiti che ha ristabilito la parità di risultato. È finita 1-1 al termine di una partita piacevole e per i sostenitori giuliani molto apprezzabile soprattutto nel primo tempo, con una Triestina bella e vivace. La gara è partita a buon ritmo, il Benevento ha spinto nei primi minuti costringendo Malomo al 12° alla chiusura in corner. Passati pochi secondi Correia fa tutto solo, prima liberandosi del marcatore, poi scaricando un potente destro che sfiora il palo. Proprio il centrocampo alabardato è la forza dell'avvio gara, con muscoli e tecnica che sfociano nel gol del vantaggio a opera di Redan, abile nel girarsi e calciare in velocità cogliendo l'angolino scoperto. Buona parte del merito è da attribuire al passaggio smarcante di Vallocchia. Al 28° Petrasso calcia col sinistro sibillando l'incrocio dei pali da punizione. Poco dopo bel lancio a liberare la corsa di Vallocchia e sviluppo dell'azione che vede il palo a strozzare l'esultanza dei locali dopo il tiro deviato di Germano. Il piatto è caldo e l'Unione preme per il raddoppio, ma anche sulla conclusione di Vallocchia al 34° ci si mette di mezzo il legno con la traversa che fa schizzare il pallone in aria. Dopo l'intervallo il Benevento prende coraggio e incomincia ad alzare il proprio baricentro. A 12 minuti dalla ripresa si segnala l'infortunio del portiere della Triestina Agostino, che appoggia male la gamba durante una caduta. Al suo posto entra Matosevic. A 75 minuti Lanini del Benevento inventa un tiro imprendibile che colpisce il palo e si infila in rete. L'Unione incassa il colpo ma non si spalda e anche grazie a una serie di interventi decisivi di Matosevic riesce a conservare il pareggio che mantiene in corsa la sua squadra in vista della partita di ritorno di sabato. Il salvataggio su Ciciretti al 93° vale come un gol. Il Benevento segna al 95° superato ma l'arbitro annulla per precedente fallo ai danni di Rizzo e subito dopo fischia la fine dell'incontro. C'è solo il tempo per espellere Pinato per le proteste eccessive dettate dalla scelta arbitrale. E ora sentiamo le parole dell'allenatore della Triestina Roberto Bordin e del centrocampista Andrea Vallocchia. Parlando del primo tempo, sicuramente è stata una partita importante da parte dei ragazzi, dove hanno subito aggredito alto, l'abbiamo preparata bene e hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. È ovvio che la sfortuna questa volta è stata da parte nostra, nel senso che sul secondo gol, sul secondo vantaggio, aveva preso un palo una traversa, allora ha preso un palo e è entrata dentro, quindi sul primo tiro fatto. E è ovvio che poi abbiamo pagato sicuramente la stanchezza della partita contro la Giana e abbiamo una partita in più rispetto a loro e abbiamo sofferto quello, quindi è venuto fuori un po' di, non dico di paura, però un po' di stanchezza, quella sì. Bisogna essere onesti, è stata una grande Triestina in tutto, in fase offensiva, in fase difensiva, nel possesso, nella fase di non possesso, veramente siamo stati veramente tanta roba, ad essere sinceri. È stato un peccato e mi bacchetto da solo perché secondo me la mia era una grossissima occasione. Faccio gol lì, 2-0, cambia tanto per noi, per loro, a livello mentale è tutta un'altra partita e purtroppo sono cose che poi fanno la differenza. È un peccato, che insomma meritavamo di più sicuramente e specialmente nel primo tempo dovevamo forse avere quel pizzico di fortuna, che non posso dire niente ai ragazzi per quello che hanno fatto e magari poteva entrare il secondo gol. Se vogliamo fare le percentuali abbiamo fatto un po' 60% noi, forse 40% loro, però è il calcio, bravi noi e bravi anche loro, ripeto, adesso loro hanno il doppio risultato, magari speriamo che mentalmente possano concederci qualcosina in casa loro e proviamo a fargli lo scherzetto. Ci abbiamo creduto, ci hanno creduto i ragazzi in campo e questa è la partenza nostra, quindi ripartire da questa situazione dove veramente i ragazzi hanno fatto il massimo, dato il massimo per poter vincere questa gara e ripeto, e se la meritavano tutta per quello che abbiamo costruito nel primo tempo specialmente. E quindi niente, se ancora così grintosi
e consapevoli di essere una grande squadra, di poter fare anche risultato a Benevento. Una bella iniziativa di sport inclusivo domenica prossima a Domio, vediamo. Siamo tornati nel campo del Domio Calcio, una bellissima cornice dove si svolgerà un torneo questa domenica. Presidente, innanzitutto l'importanza di un evento benefico, Sport for All, uno sport inclusivo per tutti. Qui al campo di Domio verranno coinvolti tanti ragazzi, insomma domenica, giusto? Domenica qua abbiamo con i nostri partner che sono qua in rappresentanza della Fondazione Pittini, abbiamo creato un altro evento benefico, parleremo di calcio inclusivo, parleremo di far conoscere a tutti i ragazzi che verranno a trovarci la possibilità di provare sport diversi da quello che è il calcio, quindi avremo la rappresentativa di varie società che proporranno e faranno vedere come funziona lo sport. Tutto questo in un'ottica di contorno con tutte le famiglie per poi stare anche assieme e passare un po' di tempo ludicamente mangiando e stando assieme e condividendo tutta questa bella giornata che speriamo il tempo ci assista. Al mattino avremo alle 9:30 un torneo di calcio integrato grazie alla collaborazione della cooperativa integrata di Anfas. Assieme ai nostri ragazzi juniores più grandi sarà un bellissimo torneo assieme a 3 squadre. Poi avremo un torneo di pulcini ed esordienti che dura tutto il giorno, il mattino e pomeriggio, con una breve pausa pranzo, e il pomeriggio, come ha detto già prima il Presidente, Domio diventerà un hub dello sport. Sostanzialmente avremo 12 sport diversi, dal basket, pallavolo, baseball, judo, pugilato, surf, c'è di tutto in campo. Nel pomeriggio di domenica dalle ore 14:30 alle 18. Tra la Fondazione Pietro Pittini e il Domio Calcio c'è un forte allineamento di valori e di strumenti che lo sport porta con sé e che danno concretezza a parole come inclusione e aggregazione. La giornata del 19 maggio di Sport for All vuole essere proprio questo, un momento per le famiglie, per i ragazzi del territorio e per tutte le ASD che compongono l'offerta sportiva della nostra regione, in particolare della provincia di Trieste. Quindi promozione di benessere, sport, salute e movimento per tutti quanti. Chiedo anche al suo collega Giulio Nascimben l'importanza di parlare di queste cose, di essere vicino a chi ha bisogno e di anche mostrare solidarietà e fare rete, fare sistema. Appunto, anche perché, come hai detto tu, inclusione, ci sarà il torneo di calcin, che è uno sport inclusivo che permette a sia atleti normodotati che atleti con qualche tipo di disabilità di diverso tipo di giocare tutti insieme e quindi conoscersi e creare legami tra atleti nello sport. E ora il premio Massimini che sarà consegnato sabato nell'ambito del concerto di Jaden al Rossetti. Scopriamo a chi nel prossimo servizio di Umberto Bosazzi. Non deve stupire che l'Associazione Internazionale dell'Operetta abbia scelto Luca Gaudiano per il premio Massimini, noto semplicemente con il cognome, conosciuto dal pubblico non solo per la sua attività in palcoscenico. La carriera di Gaudiano, che guarda anche ad un pubblico più giovane, corrisponde in pieno alle caratteristiche richieste per essere inseriti nell'albo d'oro del riconoscimento. Il premio Massimini è il premio che è stato istituito l'anno successivo alla scomparsa prematura ovviamente di Sandro Massimini, che è stato uno degli esponenti di spicco del Festival Internazionale dell'Operetta, ma non solo, dell'operetta in generale in Italia, ed è assegnato ai giovani di talento, ecco, diciamo così, giovani di talento che bucano la scena nazionale e anche internazionale. È un giovane artista di musical italiano che abbiamo visto già più volte sul nostro palcoscenico, in American Idiot, in Once, nel Fantasma dell'Opera stesso, ma che è a sua volta un artista molto versatile perché ha vinto Sanremo Giovani e ha vinto lo scorso anno l'ultima edizione di Tale Quale Show. Tra l'altro, Luca Gaudiano il 15 e il 16 ottobre scorsi ha sostituito Ramin Karimloo nel ruolo del fantasma nelle repliche milanesi del musical di Andrew Lloyd Webber. Non a caso, a consegnargli il premio sabato 18 maggio sarà Bradley Jaden, che in quella versione di The Phantom of the Opera interpretava Raoul, nel corso del recital che per una sera lo riporterà a Trieste assieme allo stesso Gaudiano e a Lucy Jones, star del West End londinese. Sabato abbiamo questo grande evento, il ritorno a Trieste di Bradley Jaden, che il pubblico ha conosciuto lo scorso anno in quanto interpretava il ruolo di Raoul nella storica edizione del Fantasma dell'Opera fatta a Rossetti. Bradley ritorna a Trieste con la prima mondiale del suo concerto, che poi toccherà New York, Londra e Budapest.
È tutto per questa edizione, vi lascio l'approfondimento sul meteo e l'allerta meteo arancione. Grazie per averci seguito, buona serata. Approfondimento del telegiornale in compagnia del dottor Francesco Sioni, meteorologo e previsore di Osmer ARPA, che ringrazio per essere collegato con noi da Palmanova. Buonasera dottor Sioni. Buonasera a tutti. Allora, è stata diramata un'allerta che per quanto concerne il Friuli Venezia Giulia, mi corregga se sbaglio, è arancione e gialla. Esatto, la Protezione Civile ha diramato questa allerta che sarà appunto gialla, diciamo, sulla zona montana, sul Carso e Trieste, invece sulla pianura pordenonese e udinese, comprendendo anche le prealpi carniche, risulta arancione. Qual è, per spiegare intanto così in generale la differenza, qual è la situazione più grave? Allora, diciamo che sostanzialmente innanzitutto bisogna dire che ci interesserà questa depressione. Sta interessando già tutto il nord-ovest in queste ore e nelle prossime ore interesserà anche il Friuli Venezia Giulia con appunto progressivamente l'afflusso di aria umida verso la nostra regione. Diciamo che la giornata di domani sarà quindi caratterizzata da marcato maltempo e instabilità. Diciamo subito che ci saranno due fasi principali di maltempo. La prima andrà dalla mezzanotte e fino sostanzialmente sarà durante tutta la mattinata e vedrà la possibilità di piogge stazionarie e di temporali che riguarderanno probabilmente con maggiore probabilità la pianura pordenonese e le prealpi. Sostanzialmente quindi sarà possibile durante la notte fino alla prima mattinata la formazione di queste piogge stazionarie, quindi che rimarranno sulle medesime posizioni, determinando quindi quantitativi anche importanti su queste zone dal punto di vista dei quantitativi di pioggia, motivo per cui è stato emessa un arancione. Poi la metà giornata vedremo invece un'attenuazione delle precipitazioni ancora sebbene temporalesche. In serata una seconda fase che sarà prettamente temporalesca, con alcuni temporali che potranno essere anche forti localmente e che potrebbero interessare invece quindi tutta la regione. Questo tipo di clima, adesso mi perdonerà se io uso delle frasi persino troppo semplicistiche e generali, questo tipo di clima è abbastanza tipico di maggio-giugno? Allora, diciamo che la primavera è tipicamente caratterizzata da instabilità e quindi sostanzialmente ci aspettiamo l'inizio, insomma la regione dal punto di vista meteorologico inizia a risvegliarsi e quindi i temporali sono appunto il primo segnale dell'arrivo della primavera e quindi possono esserci situazioni di questo tipo. Diciamo che questa è particolare perché di solito ancora temporali stazionari e convergenze con così tanta pioggia non sono così frequenti in questo periodo, ma non sono appunto del tutto eccezionali, ecco. C'è stato, no, verso credo metà aprile quell'ondata di caldo piuttosto intensa e anche piuttosto lunga, almeno per come è stata percepita da noi, che aveva fatto gridare a tutti adesso si va verso il caldo, tirate fuori, non so, i pantaloncini corti, eccetera. Subito dopo, una decina di giorni dopo, c'è stato certamente un peggioramento della situazione, per cui di nuovo ritirate fuori gli impermeabili, eccetera, eccetera. Si è un po' ossessionati da questa cosa, dottore, o fondamentalmente c'è sempre stata? Diciamo che aprile è stato appunto particolare dal punto di vista meteorologico, come ho detto anche dal punto di vista delle temperature, e c'è stata appunto questa forte variazione tra questo periodo con temperature medie giornaliere addirittura fino a 8 gradi sopra la media, e da lì poi abbiamo avuto un episodio appunto verso la fine di aprile che ha riportato invece temperature al di sotto della media del periodo in una sola giornata. E quindi mentre aprile è stato diciamo particolare da questo punto di vista, maggio invece è stato per ora decisamente nella media fino ad ora. Abbiamo avuto temperature
nella media dal 2-3 maggio fino ad oggi e continueranno ad essere nella media. Diciamo che questa variabilità tra un anno e l'altro e soprattutto le temperature di aprile sono state anomale, tuttavia non è facile ricondurre questo tipo di fenomeni al cambiamento climatico. Diciamo c'è un trend di aumento delle temperature, però non sempre è facile collegare queste eccezionalità del tempo con appunto il cambiamento climatico. Però va detto che insomma le persone si accorgono di questa variabilità che è un po' anomala e quindi diciamo sono molto attente alle temperature e anche alle piogge. Dottor Sioni, mi tolgo una curiosità. Io ascolto molto volentieri la domenica mattina il programma Vita nei Campi della RAI, insomma è un programma storico dove in chiusura c'è sempre lo spazio dedicato alle previsioni per la settimana entrante, come dicono i colleghi. Perché ogni tanto nelle previsioni si fa anche il punto sulla climatologia locale? Cioè, quanto è importante riflettere anche su quello che è appena accaduto? Qualcuno potrebbe dire non ha un grande senso perché noi vogliamo sapere il tempo che sarà. Perché devo farmi dire nuovamente che ai primi di aprile c'è stato questo, quell'altro, quest'altro? Desumo che ci sia qualcosa di importante e utile a ricordare tutto ciò ogni tanto, ogni tot settimane. Allora, diciamo per noi previsori questo è fondamentale, la ricostruzione di ogni evento meteorologico a posteriori è importante per capire sostanzialmente prima di tutto che cosa abbiamo sbagliato e se abbiamo sbagliato qualcosa o perché siamo riusciti a fare una previsione molto buona. Quindi per noi è importante ricostruire a posteriori quello che è successo, andare a rivedere i modelli, quali hanno avuto una performance migliore e quale peggiore per riuscire a appunto migliorare nel nostro futuro e capire appunto la dinamica dei vari eventi per poter riuscire a riconoscere in una nuova situazione potenziali fenomeni pericolosi per la nostra regione. Quindi per noi è importantissimo, ma in generale è un po' importante per, secondo me, un po' tutta la popolazione, perché non si può sapere dove si va se non si capisce da dove si viene sostanzialmente. Quindi la climatologia è un po' come la storia, insomma è fondamentale saperla per avere un riferimento di da dove, quali sono e qual è il livello, la media da cui si parte, per riuscire quindi a capire qual è l'eccezionalità sia in positivo che in negativo. Già che ci sono, allora le chiedo che cosa si può prevedere per i prossimi giorni, insomma diciamo fino a domenica, dai. Allora, diciamo innanzitutto ci tenevo a specificare, che non l'ho specificato prima, riguardo alla giornata di domani, questa sarà particolarmente incerta dal punto di vista previsionale, nel senso che i modelli ci danno degli scenari molto diversi e quindi è importante dire che diciamo non siamo assolutamente certi non tanto su che cosa succederà, ma su quale sarà a livello spaziale, che cosa succederà dove. Ad ogni modo la tendenza per i giorni successivi vede, insomma la fase di marcato maltempo sarà principalmente domani. Da venerdì avremo un progressivo miglioramento, anche se rimarrà instabilità. Attorno a lunedì arriverà l'alta pressione, quindi da venerdì, poi sabato e domenica avremo un progressivo miglioramento dello stato del cielo. Se domani sarà coperto, poi avremo variabilità sostanzialmente nella giornata di venerdì, sabato e domenica anche cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa. Questa instabilità perdurerà anche nella prossima settimana, quindi più o meno ogni giorno ci aspettiamo sui monti nel pomeriggio qualche temporale, qualche rovescio e probabilmente anche sembra che da martedì mercoledì tornerà una nuova depressione, non comunque in modo così che ci interesserà in modo così marcato come nella giornata di domani. Per quanto riguarda le temperature? Le temperature rimarranno nella norma del periodo. Ho capito, quindi insomma continuiamo così ancora per un po' di tempo. So che è difficile insomma, stabilire che tipo di estate sarà, quindi nemmeno faccio la domanda, però voglio dire, ci si può comunque sbilanciare un pochettino o non sarebbe nemmeno professionale rispondere in tal senso?
Allora, diciamo che in generale la tendenza diventa sempre più incerta andando avanti con il tempo. Tuttavia sono a nostra disposizione dei modelli stagionali che ci mostrano quale sarà più o meno la tendenza di ogni singolo mese. Ecco, da qui a vedendo anche un po' tutta l'estate. Il dato che ci danno è più o meno quello di essere alla pari per quanto riguarda, nella media per quanto riguarda le precipitazioni, e leggermente sopra media per quanto riguarda le temperature. Comunque, come ha già detto, insomma, questo è un dato che comunque va preso con le pinze, data appunto l'incertezza intrinseca della meteorologia e della fisica dell'atmosfera andando avanti con il tempo. Ecco. Dottore, fino a qualche tempo fa, quando mi collego un po' a quello che lei ha detto precedentemente riguarda al cambiamento climatico, che insomma è un concetto che molti utilizzano, poi quando lo utilizziamo noi che non siamo del ramo, probabilmente lo utilizziamo anche per certi aspetti a sproposito. Però è anche vero che io ho un'età che mi consente di ricordare parecchi anni addietro, e delle volte quando si sentivano le interviste con i meteorologi appunto di 30 e passa, ahimè, anni fa, tutto quanto era nella norma. Da qualche tempo a questa parte voi meteorologi ci dite anche: guardate che non è nella norma, a determinati episodi che accadono non è nella norma. È cambiato l'atteggiamento vostro, è cambiato effettivamente il clima, eccetera. Cos'è successo, diciamo così, se poi è successo qualche cosa di rivoluzionario? Allora, diciamo che va come sempre separata la meteorologia dalla climatologia. E questo la meteorologia per noi è difficile da comprendere oggettivamente. Esatto, la meteorologia è la sequenza degli avvenimenti che avviene ogni giorno. La climatologia è la media della meteorologia su almeno 30 anni. Diciamo che il segnale del cambiamento climatico sulla nostra regione è forte, lo vediamo semplicemente appunto prendendo i dati della temperatura media in qualsiasi stazione del Friuli Venezia Giulia da cui abbiamo le misurazioni. Se poi appunto si riesce a vedere qual è la tendenza dei dati della temperatura, si vede chiaramente che la temperatura sta crescendo sulla regione. Tuttavia bisogna separare questo trend, questo andamento che è scientificamente solido e che si vede su tutti i dati della nostra regione, da invece quello che succede dai singoli eventi meteorologici. Quindi ad esempio un periodo di particolare siccità, un'alluvione, può essere insomma degli eventi meteo che durano una settimana oppure qualche mese. In questo caso è molto più difficile ricostruire e dire questo evento è dovuto al cambiamento climatico, perché la meteorologia varia da un anno all'altro. Quindi io so che in generale la temperatura sta salendo, media, e tenderà a salire negli anni. Tuttavia non è detto che il prossimo anno sarà più caldo di questo, potrebbe essere più freddo, però sono sicuro che nel giro di 10 anni sicuramente avrà un aumento della temperatura. Diciamo che il mestiere del meteorologo, io insomma lo faccio da poco, ma confrontandomi un po' con i miei colleghi, sicuramente sta diventando un po' più complesso proprio per via di queste anomalie, queste situazioni particolari che diciamo nel passato non si erano verificate, in particolare specie per quanto riguarda le temperature, situazioni particolari che di solito nel passato non si erano verificate. Quindi anche per noi previsori non è facile riuscire a riconoscerle, perché non abbiamo una base su cui appunto poggiare le nostre considerazioni. Ecco. Ultimissima domanda, poi la lascio e la ringrazio anche per essere stato con noi. Come posso dire, la conformazione del Friuli Venezia Giulia, le caratteristiche del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista meteo sono abbastanza particolari, cioè magari qualcuno potrebbe anche dire, fare le previsioni, chiedo scusa, per il Molise è più facile perché si può pensare che il Molise, essendo più piccolo, sia anche più uniforme da un certo punto di vista. Il Friuli Venezia Giulia basterebbe Trieste per capire che l'uniformità da questo punto di vista magari va a farsi benedire, ma nel complesso è una regione, diciamo, difficile da analizzare per voi meteorologi?
Diciamo che sicuramente è una regione speciale dal punto di vista meteorologico e proprio per, come giustamente ha detto lei, dal punto di vista in primis della conformazione orografica e proprio per come è strutturata la nostra regione. Motivo per cui infatti noi abbiamo i massimi quantitativi di pioggia medi annui di tutta Italia, insomma i 3.300 mm ad anno dei Musi sono il picco di precipitazione di tutta Italia, non esiste una località più piovosa in tutta Italia. Anche per quanto riguarda la convezione e i temporali, siamo la zona con la maggiore densità di fulminazioni, la nostra pianura friulana è quella con la maggiore densità di fulminazioni di tutta l'Italia. Quindi sicuramente siamo speciali dal punto di vista meteorologico proprio perché abbiamo, possiamo dire così, la giusta vicinanza tra la montagna e il mare. Abbiamo vicino la laguna, il mare Adriatico che è poco profondo, che può scaldarsi molto e quindi essere una grossa risorsa di energia per l'autunno, e abbiamo una barriera orografica, appunto quella prealpina, che si erge immediatamente appunto dopo la pianura e che blocca i flussi umidi di scirocco e di libeccio che provengono dall'Adriatico, determinando quindi abbondanti precipitazioni molto, molto spesso, insomma, su tutto l'arco prealpino. Quindi questa particolare conformazione orografica del Friuli Venezia Giulia la rende sicuramente speciale e di conseguenza anche in alcuni casi particolarmente difficile per quanto riguarda il nostro mestiere. Dottor Orsioni, grazie per essere stato con noi, buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie anche ai nostri telespettatori, buona serata a tutti e buon proseguimento.